a tutti, io vi porto brevissimamente i saluti dell'amministrazione. Penso che sia per tutti più interessante sentire il convegno successivo, quindi non mi dilungherò moltissimo. Devo solamente fare ovviamente i ringraziamenti dovuti e dovuti alle persone che rendono possibile questa bellissima manifestazione, che sia arrivata alla 10ª edizione e crescere sempre più vuol dire una manifestazione riuscita, un'altra ottima idea di Aurelio qui vicino, che ringrazio, ma anche ringrazio tutti quanti, circa di Barca. Ovviamente ringrazio la Proloco, perché insomma coadiuva in questo caso sia dell'amministrazione che soprattutto il circolo nella realizzazione di tutta quella che è la manifestazione, che trova nella giornata di domenica insomma il suo culmine, in particolare con questo convegno, ma che vedrà poi il coronamento questo pomeriggio con il corteo che porterà tutti quanti voi a vedere le nuove meridiane che sono venute quest'anno, credo, a far superare il numero di 70, credo, quello del nostro paese, quindi un vanto in più. Per far vedere come è possibile coniugare, spesso e volentieri non succede, invece in questo caso sì, quelli che sono gli aspetti tecnici, scientifici dello studio di una materia come è il moto di pianeta del Sole, anche l'aspetto invece artistico e culturale in senso più ampio, perché come vedete in tutta quanta la giornata avremo modo di vederlo, è possibile visitare delle mostre, oltre che vedere le meridiane all'esterno, partecipare a convegni di questo tipo e anche ovviamente godere di tutta quella che invece è la parte più festaiola, diciamo, di sagra tipica, che è invece trovate negli altri stand della giornata, oltre che per le. Quindi ringraziando ancora tutti quanti voi per la partecipazione, augurando una felice giornata del Meridiane. Speriamo che non venga funestato dalla pioggia, ma no, adesso la andiamo via. Vi do di nuovo il benvenuto e vi ringrazio e buon divertimento. Grazie. Grazie Tommaso, ecco, io ringrazio anche gli esperti e gli appassionati di mnemonica che sono venuti anche da lontano. Tra l'altro ieri ho avuto modo di conoscere una persona che è arrivata addirittura da Cuneo, no? Quindi bene, ci onora naturalmente avere anche delle persone del Piemonte, e qui appunto significa che cosa? Significa che questo paese un po' alla volta si caratterizza sotto questo aspetto e pensiamo naturalmente sempre di continuare. Quest'anno abbiamo, prima di presentare i relatori, 5 meridiane nuove che sono state realizzate qui in paese e che fanno parte appunto del concorso. Alle 17:15, proprio qui dal cortile delle meridiane, inaugureremo la prima, sono 3 meridiane a ore islamiche, e abbiamo qui con noi, devo dire, abbiamo l'onore anche di avere qui con noi l'ingegnere Gianni Ferrari da Modena, che poi ve lo presenterò. E da questa meridiane naturalmente presenteremo l'autore, presenteremo le opere, e questa meridiana dove islamica è stata realizzata insieme al professore Renato Lerta e di Gorizia, e poi come il corteo va in testa andremo ad inaugurare le altre 4 meridiane. Alla fine ci sarà la possibilità anche di dare un voto, un giudizio per le varie meridiane, che finito questo voto a parte di tutti quelli che parteciperanno insieme con la banda, e sarà appunto l'inaugurazione, gli verrà data una scheda e verrà unito questo voto popolare ad un secondo voto che viene dato tramite internet già per 2 giorni fino ad oggi come oggi. Quindi questo voto popolare internet oggi del corteo avrà un peso del 50% e l'altro 50% del peso di questo voto è stato dato già da una commissione di esperti, che magari alla fine mi accennerò 2 parole anche su questo. Unendo quindi i voti sapremo poi quale sarà la meridiana stasera più votata da parte di tutti voi. E alle 7:30 faremo consegneremo questo bell'omaggio che è stato presentato qui, e alla fine ve lo presenterò. È un omaggio particolare, una meridiana che ha diverse funzioni, ma ne parleremo. Bene, entriamo adesso nel vivo della conferenza di oggi. 4 sono i relatori, abbiamo una giovane
decoratrice, Jenny Stocco, che viene da Grado con il suo primo intervento. Gli interventi li concentreremo soprattutto in un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, per dare a tutti la possibilità di poter fare un loro intervento. Poi avremo il professor Lo Schut, un intervento naturalmente comunque spot, ma significativo per comprendere i vari argomenti specifici. Un secondo intervento sarà portato avanti dal professor Lo Sciutto Francesco di San Daniele, un terzo intervento da Claudio Ceccotti di San Giorgio di Nogaro, e poi abbiamo l'intervento dell'ingegnere Gianni Ferrati, per concludere poi con la presentazione di un video sulla costruzione delle meridiane in cotto e in pietra su Eligio D'Ambrosio, su molte meridiane che lui ha realizzato dalla pianura alla montagna in questi anni.